per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Va ora in onda Centro Ronchi. A te la linea. Grazie, buon anno, quindi un augurio di buon anno al nostro regista, al nostro Matteo, un amico, prima che segretario federale della Lega, a Pina, alla sua mamma, ai nostri storici radioascoltatori, da Nicolò a Bruna a Dato Gregorio, ricordiamocelo bene, Andrea, Giovanni, tutti, ma anche ai non pochi parlamentari che si sono fatti vivi sostanzialmente, sacerdoti, stupefacente, addirittura un esponente della sinistra, ma sorprendente la cosa, e ringrazio tutti, ovviamente, come il Centro Culturale Ronchi Pirola ringrazia tutti quanti, e sì, forse sono anche più di quei 14 storici che noi, radioascoltatori, che noi consideriamo. Comunque noi ce li teniamo stretti, i nostri 14. E vuol dire proprio che tutto sommato, a parlare in modo divulgativo e piano di cose appena serie, che però interessano a tutti, c'è poco in giro per ridursi così. Vabbè, ora proseguiamo nella nostra disamina, e sempre avendo come prospettiva quello che è la chiave di lettura dell'epoca che stiamo vivendo, la crisi della democrazia e il suo significato attualizzabile, perché la prospettiva è quella, e che è l'elemento chiave per poter fare un passo in avanti. Dobbiamo allargare un po' lo sguardo, perché se noi l'abbiamo visto nei mesi scorsi, guardando pezzo per pezzo, episodio per episodio, evento per evento, di episodi di crisi patente, della crisi generale, del democratos, del potere del popolo e dei singoli popoli, perché ne abbiamo tirati fuori uno dopo l'altro. L'ultimo è stata la prospettiva, quella che abbiamo esaminato nell'ultima trasmissione prima della fine dell'anno, la prospettiva della internazionale di quello che è successo col processo di Palermo a Matteo Salvini, prospettiva che ha implicazioni interne ed esterne, internazionali, tali per cui ci si chiede come sia potuto accadere, sia potuto iniziare un procedimento del genere. E attenzione, non è la storiella, sì, ma c'è stato comunque un procedimento, la giustizia ha avuto il suo seguito. No. Quello che è gravissimo è che quel procedimento sia iniziato. Quella è la cosa grave, che implica una riflessione sulla crisi della democrazia. E ci siamo accorti anche noi che il sistema attuale, fatto di strutture, travalla oggettivamente. Che cosa quest'anno ha dato il segnale definitivo di questa crisi? Il fatto di avere scoperto, reso palese, ufficiale, che lo Stato al vertice del sistema occidentale, dell'impero nordamericano, e per 4 anni è stato retto da non si sa chi, perché la persona che lo guidava, Joe Biden, era affetto da patologie tali per cui fin dall'inizio non era in grado di guidare, di essere il comandante in capo, come dicono gli americani, gli statunitensi, del suo Stato, e
la sua vice era poco più di una figurante. Quindi chi ha comandato l'Occidente? Punto di domanda. E a questo fa seguito il fatto che con la elezione di un altro magnate, con i suoi punti interrogativi ovviamente, Donald Trump, il immobiliarista, quindi più legato alla realtà concreta del popolo, improvvisamente si aprono le spiragli, e più che spiragli, di possibile pace dopo una guerra terrificante che ha distrutto l'Ucraina e il suo popolo. Che il semplice cambio al vertice significhi una cosa, significhi una possibilità del genere, sta a dire che prima non era voluta, che quindi c'erano interessi tali di non si sa chi che impedivano l'accesso a una possibilità del genere. Allarghiamo quindi lo sguardo e proprio sotto tale profilo dobbiamo prendere in considerazione l'idea che quella che stiamo vivendo è la fine di una fase di civiltà, quella fase di civiltà che è iniziata dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale con la vittoria in Occidente, in Europa, degli Stati Uniti e la creazione di quello che è un vero e proprio impero basato su un sistema dove c'è un sole, chiamiamolo così, cioè gli Stati Uniti d'America, e tanti pianeti all'interno. Fine di una fase, perché con quella creazione di questo sistema planetario, dall'altra parte, a Oriente, si era creato un sistema solare più o meno simile, però caratterizzato da un diverso funzionamento. Nell'Unione Sovietica i pianeti, più che pianeti, erano veri e propri satelliti molto vicini, molto attaccati, tenuti sotto stretto controllo dal Sole principale, la Russia, e alla fine, proprio perché troppo vicini, hanno finito per intralciare le funzioni del Sole principale, inceppando tutto quanto il sistema. Il sistema è collassato, il sistema è imploso. Questa implosione, che è stata una tragedia sicuramente per l'Oriente, ha però portato a una costruzione diversa. Oggi non c'è più un sistema, un planetario o di satelliti, un Sole e i satelliti intorno. Oggi a Oriente c'è una rete. C'è una rete di relazioni che sono basate su stati ancora molto strutturati, ma c'è una rete. Quindi mi sembra di vedere il gioco della morra cinese, quello del pugno, carta, forbice. Oggi a Oriente si è creata una rete e il sistema occidentale è un sistema che non è più idoneo rispetto all'avversario, ad affrontare l'avversario, ad affrontare il nemico, perché rischia di essere incartato da quel nemico. E che il sistema non funzioni, ripeto, l'hanno dimostrato gli eventi accaduti negli Stati Uniti, cioè nello Stato guida, lo Stato capitale del sistema, dell'impero a Occidente. Quindi fine di una fase di civiltà, quella che con i suoi dati negativi e i suoi dati positivi, quella che abbiamo conosciuto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino ad oggi. Se ne apre un'altra, perché occorre riequilibrare il rapporto contro la carta, la rete che si è creata dall'altra parte, Russia, Federazione Russa, Cina, India, e
presente un po' tutto il resto del mondo, che è contro questo sasso, blocco, sistema che è l'Occidente, il quale deve adeguarsi. Ora, siamo quindi davanti a un cambiamento epocale. Il cambiamento epocale che è necessario per equilibrare di nuovo i rapporti fra Oriente e Occidente, perché che siano venuti a conflitto lo vediamo, lo stiamo vedendo nella tragica guerra di Ucraina, ampliata poi sul fronte mediterraneo contro Israele, il quale sta, a sua volta però per fortuna sta vincendo la guerra e creando un grosso problema sul fronte mediterraneo sud-orientale alla stessa Federazione Russa, al nemico oggi. Ora, il nemico bellico quantomeno. Quindi siamo di fronte a un necessario cambiamento. Il sasso non deve essere più il sasso, perché altrimenti viene incartato, deve diventare a sua volta rete, ma rete di quel livello che ha l'Occidente, livello tale da tenere a distanza e addirittura in condizioni di superiorità, valendosi di condizioni di superiorità, quell'Oriente che per l'implosione avvenuta dell'Unione Sovietica si è organizzato in quel modo e si sta organizzando in quel modo che l'Occidente a fatica, se non perdendo, in Ucraina si sta perdendo sostanzialmente, questo Occidente che non sa replicare alla nuova geografia della politica internazionale. In tutto questo certamente tornano ad avere rilievo i popoli. Perché? Perché i popoli, i singoli popoli, debbono riorganizzarsi, debbono essere idonei, essere messi in condizione non di essere sottoposti al comando di uno che un bel giorno decide di fare la guerra o non decide di fare la guerra, cioè di sistemi dove il popolo, la gente non conta niente, al punto che i potentati che si sono creati hanno utilizzato un popolo come quello ucraino per combattere distruggendolo, massacrandolo. Devono tornare ad avere rilievo, perché se ci si vuole equilibrare col sistema che si è creato dall'altra parte, occorre cambiare metodo, occorre cambiare il modo di essere di quelle che noi fino ad oggi abbiamo chiamato democrazie imperfette, ma che forse erano qualcosa di più che imperfetta. In tutto questo, che funzione può avere? Che peso possono avere le antiche, i motivi fondanti della stessa piccola Lega, che comunque è stato momento clou della vita non solo politica, non solo nazionale, ma anche europea, e che ha determinato un cambio di passo, la presa di coscienza dell'importanza dei costumi, delle culture, dei singoli popoli, singoli anche all'interno degli stati nazionali, dei singoli popoli nell'ambito della vita generale. È chiaro, è stata combattuta la Lega. Viene combattuta perché? Perché era l'unica formazione politica che dicesse qualcosa di diverso rispetto alla costruzione strutturale di tipo socialista, alla concezione anche dell'impero nordamericano come sistema solare, perché diceva qualcosa di diverso. Parlava già allora di rete, federalismo, di rete fra popoli diversi, rete virtuosa fra popoli diversi, rete virtuosa che implica ovviamente un'autonomia di questi popoli. E quindi 40 anni fa forse è stata percepita nel buon senso della gente e rifiutata dall'intellettualismo imperante. Perché? Perché erano qualcosa di effettivo, di pratico, di sentito come giusto rispetto
alle grandi costruzioni interessate, peraltro, di coloro, dei pensatori a pagamento, a interesse, dei pensatori, di coloro che comunque, magari anche in buona fede, pensavano che l'intelligenza dell'uomo potesse costruire dei sistemi perfetti. L'intelligenza dell'uomo non può costruire dei sistemi perfetti, l'abbiamo vista. L'implosione a Oriente dell'impero sovietico ha portato a una costruzione di un sistema contro il quale quello solare più efficiente, più forte dell'Occidente mostra tutti i suoi limiti. Ora, quindi tornano in rilievo proprio quelle idee, anzi, hanno un'importanza estrema quelle idee. Il federalismo, cioè la rete, quindi una rete molto più efficace, molto più efficiente, perché libera. Questa è la differenza con la rete orientale. Può essere costruita essere fatta da strutture libere che esprimono tutte le loro potenzialità. Quindi l'interesse futuro sarà, prevedibilmente, se non stiamo raccontando qualcosa che sta fra l'onirico e il fantastico, sarà volto a valorizzare al massimo queste capacità dei singoli popoli, questi costumi che sono basati su costumi e tradizioni che rendono unico l'uomo da un lato, ma che rendono uniche proprio quei popoli, quelle comunità, le quali sanno fare quello che altri non sanno fare, per esperienza, per conoscenza, per antiche abitudini, hanno imparato a fare quelli che altri non hanno il background, si dice così, di poter fare. Ecco, se volgiamo lo sguardo oltre la crisi della democrazia, andando a approfondirla, perché andremo a approfondirla in continuazione, è l'elemento di base della situazione attuale, se volgiamo lo sguardo al cielo, diciamo, a quello che si fanno le previsioni dell'oroscopo, benissimo, lo facciamo anche noi. Se volgiamo lo sguardo al cielo, vediamo che in questo gioco della morra cinese lo sviluppo non potrà che essere quello, cioè qualcosa che sia di contrasto e in certo senso anche compatibile, quindi, se possibile, con la rete che si è creata dall'altra parte. Quindi dobbiamo riprendere in mano e con attenzione, con molta attenzione, quelli che sono stati i canoni costitutivi della Lega nel lontano 84. Io ci sono fin dall'85, da settembre 85, sono lì, l'ho vissuta questa storia, ho vissuto anche la mancanza di comprensione, lo sviamento, le incertezze, gli errori, ce ne sono stati tantissimi. Però quello a cui dobbiamo guardare, se vogliamo fare il passo a prendere atto di questa fine di una fase di civiltà per aprirne un'altra che a nostro avviso può essere molto migliore, opinione personale, del centro Ronchi Pirola, se vogliamo aprire questa fase dobbiamo riprendere in mano quello che è il deposito, l'immenso deposito di dottrine politiche, di grandi dottrine politiche, che è patrimonio della Lega. Patrimonio che è stato messo in archivio, dimenticato e impolverito. Ecco, bisogna prendere degli stracci, dei primini adeguati, quelli che sanno usare così bene le nostre mogli, le nostre mamme, le casalinghe in genere, grande lavoro, che svolgono questo grandissimo lavoro e preziosissimo lavoro, bene, per polverare, tornare a riaprire quei libri, studiarli, valutarli, aggiornandoli perché le situazioni sono cambiate, divulgarli. Quella che per essere produttiva una nuova fase di civiltà non può che nascere da un atteggiamento e da un comportamento di questo tipo.
perché altrimenti si va al carro, al seguito, al traino di altri, e il traino di altri produce sempre qualcosa di, se permettete il termine, tra virgolette, bastardo, qualcosa che discrezionante, qualcosa che non dà quella sicurezza, quella tranquillità e soprattutto non dà quella prospettiva, quindi non accende gli animi, come invece avviene quando le cose vengono pensate e vengono rivalutate. È un'esperienza che abbiamo già fatto, perché i raduni di Pontida sono lì a dirci che è sempre stata nel cuore dei registi questo senso di appartenenza, questa volontà di cambiamento che è in realtà una volontà di adeguamento rispetto a fenomeni che vanno oltre le nostre conoscenze, le nostre capacità, le nostre possibilità e che sono epocali. Adesso questi eventi, se non si sono già verificati, si stanno verificando, cioè è necessario che il mondo occidentale, se l'impero vuole ancora rimanere in piedi, perché alla fine questo è il presupposto, se l'impero vuole ancora rimanere in piedi deve per forza cambiare, deve per forza modificarsi. Ed ecco che deve tornare a sorgere la consapevolezza dei valori, delle capacità, delle peculiarità dei singoli popoli, secondo quello che hanno imparato nella storia a fare. E qui sottolineo, nella storia, il sistema, quello solare, quello fatto da un sole con i pianeti che girano intorno, per poter sopravvivere nella sua fase ultima, con la cultura woke, con la cancel culture, non so, io non conosco l'inglese, cancellazione della cultura, ha detto quello che è insito, cioè per poter stare in piedi come struttura deve cancellare la storia, deve cancellare la memoria, deve mettere tutti sul piano degli schiavi per stare in piedi come sistema, come struttura, perché le strutture devono schiavizzare e omologare tutti quanti al servizio dei potentati che si sono imposti. Esattamente, noi andiamo nella direzione esattamente opposta, e cioè la storia per noi ha un profondo significato, deve essere approfondita, deve essere conosciuta, in particolare la storia poi degli ultimi 80 anni, che è stata ampiamente falsificata dai teorici proprio dello strutturalismo, dai teorici delle strutture socialiste, perché la storia, in realtà, sono diversi da quelli che ci hanno raccontato, rappresentato, ai quali abbiamo creduto. Abbiamo anche creduto che c'era un presidente che era un fulgore di intelligenza, poveretto, non stava bene, non era vero per niente, per 4 anni ha governato non si sa chi, ma ecco, questo è perché uno dei pilastri per poter riprendere il nostro cammino è proprio quello di indagare, di conoscere la realtà storica, conoscerla e approfondirla, non accontentandoci di quell'altro, o meglio, non cadendo nel tranello di quell'altro sistema che è fatto di metodo strutturale e che comporta anche la cosiddetta disinformatia, il pilastro della costruzione socialista, la quale, ritenendo di possedere la verità, di avere la verità in tasca, quantomeno la verità del momento, perché razionalmente non c'è di meglio se non la struttura creata da loro. Nel momento in cui uno crede di avere la verità in tasca, cioè di essere Dio, quello D minuscola, si arroga anche il diritto di modificare e alterare quella realtà, perché tanto è sua, la possiede, a fin di bene, ovviamente sempre a fin di bene. I più grandi crimini sono avvenuti sempre a fin di bene. E
è quello che ha fatto Stalin, né più né meno. Stalin nel 1939 addirittura fonda un istituto, l'Istituto Andropov, istituto universitario, per studiare il modo di ingannare il popolo. L'istituto della disinformazione al quale partecipano tutti gli elementi che poi saranno i capi del KGB e di tutte le formazioni segrete dell'Unione Sovietica. Per strutturare nella loro concezione quello di alterare la realtà. Noi dobbiamo riprendere in mano la realtà, rendendoci conto che quella realtà è anche e soprattutto realtà storica. Se noi neghiamo la realtà storica dei nostri popoli, neghiamo noi stessi. Non siamo in grado di accedere alla realtà. Questo per essere all'altezza della sfida che ci pone adesso l'Oriente. Se noi sapremo, se l'Occidente saprà ben interpretare, ben accogliere, ben accettare questa sfida, valorizzando i suoi popoli, valorizzando le sue peculiarità, di là anche dai confini nazionali, tutto sommato, se saprà fare questo, saprà combattere efficacemente, sarà una prevalenza di civiltà un'altra volta sull'Oriente, perché dall'altra parte quei popoli, quelle strutture sono ancora congegni burocratici sostanzialmente, mentre quello che dovrà essere abbattuto il più possibile all'interno di una rivoluzione, perché è una rivoluzione di una evoluzione in rete dell'Occidente, ci deve essere proprio l'abbandono dell'ideologia, della sub-ideologia consustanziale al socialismo, del burocratismo. Quando tu crei delle strutture, hai bisogno che tutti vengano inquadrati in quelle strutture. Quelle strutture si sovrappongono alle necessità, ai desideri, alle esigenze, al buon senso dei popoli. Doversi sovrapporre, occorre creare una burocrazia tale che sia volta a imprigionare il popolo in quelle strutture. Quindi anche togliendogli la consapevolezza, la coscienza della realtà storica della quale sono parte. Ecco, quindi sarà l'evoluzione. Noi stiamo, ripeto, facendo forse l'oroscopo di questo inizio anno, sarà forse questa l'evoluzione, anche probabilmente sarà con la decadenza Francesco, dobbiamo chiudere. Della visione socialista ideologica, sarà questa l'evoluzione. L'evoluzione che ha bisogno anche, ovviamente, come tutta la storia dell'umanità, di un forte credo che è sia civile sia religioso, che va al di là del civile, che guarda al trascendente, che guarda al di là di quello che è il comportamento umano. Non è, per quanto riguarda la nostra civiltà, cristianesimo il fatto di aiutare i poveri, i bisognosi, aiutare nelle difficoltà. Non è quella l'essenza del cristianesimo. L'essenza del cristianesimo è un'altra. È l'aiutare i popoli, la gente, gli altri, perché si ama Dio, perché si crede in Dio. Se questo non c'è, l'atteggiamento del cristiano nei confronti del povero, del bisognoso, di colui che è messo in difficoltà, è beneficenza, è un essere partecipi naturale, essere partecipi delle disgrazie altrui, ma non è un credo. Nell'evoluzione Francesco, scusa, dobbiamo chiudere. È necessario anche avere un credo, e forse 2000 e rotti anni fa qualcuno ci ha dato delle ragioni per credere e credere fortemente. Ecco, l'oroscopo l'abbiamo fatto, abbiamo la possibilità di guardare il cielo, abbiamo anche la possibilità di rivalutare quel tantissimo che è stato fatto sul profilo politico
del pensiero politico, dalla Lega, dal suo fondatore, Umberto Bossi, a Maroni e adesso a Matteo Salvini. È un che ha sofferto di questo cambio d'epoca, l'ha sofferto con quell'assurdo processo che non avrebbe mai neanche dovuto iniziare. Se siamo consapevoli di questa svolta epocale, se siamo consapevoli del fatto che una fase di civiltà è finita, sta finendo, e ci si appresta a guardare a una fase di civiltà nuova, bene, all'avanguardia ci siamo noi. Si creeranno degli spazi di azione che, se saremo stati in grado di prepararci, sono dei vuoti che andranno riempiti in modo tempestivo, perché altrimenti ci arriveranno altri e svieranno, imbastardiranno quello che è un processo, un progresso, una possibilità futura per i nostri popoli, per la nostra gente, per noi stessi. Perché è per questo che all'epoca, 40 anni fa, e ripeto con orgoglio, io c'ero, nell'85 settembre, è nata, è sorto quel movimento che faceva ridere, localistico, come si è detto, chiamato Lega, e per questo... Francesco, siamo lunghi, dobbiamo chiudere adesso. Nel fango ci siamo trovati tutti quanti. Buon anno ancora, buon anno ai nostri radioascoltatori, da Nicolò a Bruna al gatto Gregorio, un saluto e un abbraccio a tutti. Buon anno. Avete ascoltato